Salvatore Palomma, musicato dal combattente delle 4 giornate Sergio Bruni, a cui il giorno 15 scorso abbiamo dedicato per i suoi 80 anni una nostra serata di poesie e canzoni, è stata declamata da suo nipote, il nostro recitore Arturo Chianese. Carmela Capice, Maria Rosaria Airno. Il professore Salvatore Vacca. La voce radio Alfredo Severino. Assunta De Falco. Vincenzo Esposito, Enzo Esposito. Il piccolo consigliere Angelo Leoni. Antonio Di Martino, Angelo Vacca, esperienza teatro e della regia Alfredo Severino. Devo dire questo, io l'interesse di teatro di base da parecchi anni, questi amici mi hanno chiamato per dare un contributo a questa veramente è una bella opera che mi dispiace di averla rappresentata in questo posto in maniera un po' più arrangiata, nel senso che abbiamo dovuto fare tutto noi, perché qua si costruisce questo spettacolo soprattutto su effetti di luce e che io voglio ringraziare vivamente, che praticamente non è un tecnico di luce, quindi abbiamo voluto dare veramente un grande contributo per ricordare i martiri delle 4 giornate di Napoli. E poi volevo ringraziare vivamente l'autore che in sala, il testo, che ha fatto Pino De Maio,